Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, una puntata che, come dire, possiamo definirla così, dividiamo tra problemi non risolti e che si aggravano e anche dedicata anche alla tecnologia, no Armando? Sì, e problemi da risolvere, quindi siamo attorno a una problematica abbastanza complessa. Sì, questa sera parleremo soprattutto di Venezia. Venezia ha bisogno di essere messa in campo e diciamo il problema di Venezia deve essere affrontato in maniera molto seria. Credo che ancora la politica non si renda conto di danni che stanno cadendo su Venezia e tutte le conseguenze. Ne abbiamo parlato per decenni e purtroppo le previsioni che avevamo dato si sono verificate in queste settimane e la problematica è la più evidente, non che le altre poi non ci siano, sono le grandi navi. Le grandi navi fanno economia a Venezia, però naturalmente il rischio è elevatissimo e lo vedremo e poi l'abbiamo sicuramente i nostri telespettatori l'hanno già visto in altre emittenti, ma questa sera parleremo con degli ospiti su Venezia proprio perché bisogna che la politica decida in tempi reali. Il tempo ormai di aspettare, di pensare, di progettare, eccetera, è finito. Ci sono persone competenti che possono dare un grande aiuto per vedere come gestire la Venezia del terzo millennio ed è il momento giusto di farlo. Poi la seconda parte invece parleremo del 5G, il telefonino agognato da molti e disprezzato da tutti. E quindi quali saranno i rischi, se ci saranno, per questa invasione delle onde elettromagnetiche e come influiscono le onde elettromagnetiche nel nostro organismo. Allora abbiamo anche dei documenti dove vediamo come, diceva Einstein, la materia è fatta di energia e quindi questa energia non è soltanto delle cose solide, dure, eccetera, contengono delle capacità energetiche che spesso vanno in contrasto tra loro e determinano anche nel corpo umano delle patologie, e questo che parleremo successivamente. Certo. Nel memento invece faremo un excursus e faremo vedere il Zonin che finalmente si è presentato in tribunale ormai vincitore, visto che il precedente, diciamo, il presidente del tribunale si è dimesso e quindi avrà tutta la possibilità che di questo processo diventi una farsa, certo. E quindi ne uscirà, diciamo, illeso. Certo. Ecco, questa è con noi abbiamo degli ospiti che andiamo a presentare. Certo, li presentiamo subito. Buonasera a Chiara Buiatti, buonasera, Buratti, scusa, del Comitato No Grandi Navi di Venezia. Grazie per essere qua nei nostri studi. Buonasera professor Stefano Boato. Buonasera professore, bentornato nei nostri studi. Ricordiamo per i telespettatori, docente di urbanistica allo IUAV all'Università di Venezia. Buonasera all'avvocato Giorgio Suppiei. Buonasera anche a lei, avvocato. Buonasera a voi. Ecco, lei è presidente. Grazie dell'invito per parlare di questi temi scottanti di Venezia. Certo, lei è presidente, tra le altre cose, dell'Associazione Arzanà di Venezia e si occupa, diciamo, tra virgolette, delle tradizioni anche, no? Delle vicende storiche di Venezia. Conserva le imbarcazioni tradizionali da lavoro che si sono salvaguardate dall'invasione della plastica e della tecnologia e che sono quelle molto più compatibili con la struttura urbana della città. Quelle non fanno malanni, anzi andrebbero valorizzate. Certo, ma questo parleremo un po' più tardi, perché come sempre in apertura abbiamo il nostro spazio dedicato alla storia. Sentiamo di che cosa parliamo nella sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 10 luglio 1940. Nasce in Francia il governo di Vichy, presidente è il maresciallo Henri Pétain, che offre la totale collaborazione a Hitler.
E allora raccontiamo diciamo, la nascita di questo governo, di quella che era la situazione che si è venuta a verificare poi in Francia, quali sono stati gli sviluppi, ma diciamo, abbiamo sintetizzato come sempre questo avvenimento in un servizio che vi presentiamo adesso. Il governo di Vichy fu istituito dopo l'invasione nazista della Francia nel 1940. Il 13 giugno le truppe tedesche erano entrate a Parigi dichiarando lo stato d'occupazione. Sulla Torre Eiffel sventolava la bandiera nazista, le stazioni radio diramavano già i notiziari in lingua tedesca. Il 22 giugno la Francia firma l'armistizio con Berlino. Da questa disfatta nasceva poi il governo di Vichy. Il 10 luglio Camera e Senato francesi, riuniti in Assemblea nazionale, conferirono a larga maggioranza tutti i poteri al governo della Repubblica sotto l'autorità del maresciallo Henri-Philippe Pétain per promulgare una nuova Costituzione dello Stato francese. La Francia è così divisa in due zone, la zona nord, quella atlantica e quella vicina alla frontiera spagnola sotto diretta occupazione tedesca, la zona sud sotto l'amministrazione del governo francese con sede a Vichy. Il maresciallo Henri-Philippe Pétain, eroe della Prima Guerra Mondiale, si insedia nella località termale della Francia centro-meridionale, formando così il suo governo e offrendo totale collaborazione a Hitler. A questo governo si contrappone l'opera del generale Charles de Gaulle, fuggito a Londra dopo la disastrosa ritirata di Dunkerque. Fu quest'ultimo governo e non quello di Vichy a essere riconosciuto dagli alleati dopo la liberazione di Parigi, avvenuta il 25 agosto del 1944. Fino al novembre del 1942 la Germania nazista concesse una parvenza di autonomia a Pétain, ma quando le sorti della guerra cominciarono a volgere contro le forze dell'asse, Vichy diviene un mero strumento del regime nazista. Alla fine della guerra il quasi novantenne maresciallo Pétain viene processato per alto tradimento e condannato a morte. Lo stesso generale de Gaulle però interviene per commutare la condanna a morte in carcere a vita. Beh, insomma, ecco qui riassunta un po' tutta la vicenda, diciamo, quello che è stato questo momento importante della storia, non solo per la Francia ma anche un po' per tutta l'Europa. Chiara Buratti, inizierei da lei anche per così un po' come dire, aggiungere qualcosa magari a quello che è stato detto nel servizio, no? Una Francia che invasa, accetta l'armistizio e a quel punto lì si ritrova in una situazione così. Ecco la decisione di fare la Repubblica di Vichy, che per altri versi viene definita comunque il regime di Vichy, quindi ecco, diciamo non sempre le parole nascondono quello che poi è stata la realtà, no, dei fatti in quel periodo, è comunque segno di collaborazionismo col nazismo. Per tanti anni, mi viene a dire adesso nel momento in cui ci troviamo, molte cose vengono forse dimenticate e nascoste di quel periodo, no? Leggevo poco tempo fa anche degli articoli rispetto a questo, che la realtà di quello che è Vichy adesso tende un po' a nascondere quello che è stato questo passato in quei 4 anni in cui comunque appunto la collaborazione col regime nazista era molto forte nella deportazione di ebrei piuttosto che appunto in altre questioni, quindi ecco diciamo il voler salvaguardare quello che c'era di francese in realtà era semplicemente un abbassare la testa al regime nazista. Certo, ecco, avvocato Seppiei, forse non viene mai evidenziato come di fatto questo atteggiamento abbia rappresentato un'alleanza della Francia col regime nazista. Beh, è un'alleanza un po' forzata, perché quando c'hai l'esercito tedesco sul tuo suolo nazionale e sei con un'identità nazionalista e gloriosa come quella della Francia, forse è la scelta del male minore quella. Probabilmente nessuno avrebbe pensato dei francesi di poter contrastare, la situazione militare era evidente. È scoppiata una guerra mondiale, il tuo territorio del tuo Stato è occupato dai nazisti, quello di nell'unico parte del territorio che si è salvaguardato dall'occupazione militare andare a costituire se non fosse stato collaborazionista probabilmente sarebbe stato in contrasto con la guerra. Quindi non si può neanche condannare col senno di poi, sapendo cosa è andato a fare, quelle scelte. Certo è stata una scelta
forse poco coraggiosa dei francesi, forse appiattita su una destra particolarmente già legata a dei valori che poi hanno sposato, quello dell'antisemitismo, quello del così l'appiattimento sulla politica del Reich nazista, eccetera. E giustamente andrebbe forse analizzata meglio e ripensata dopo 60 anni o 70 anni questa storia, per capire dove si fanno gli errori e guardare avanti al futuro. La nostra forse vergogna nel trattare questi argomenti non fa mai, e ogni tanto penso che questa cosa dovrebbero fare i francesi per la Repubblica di Vichy, che forse non è stato un momento glorioso della loro storia, e dobbiamo farla noi anche per quello che è successo in Italia in questo. È il momento, dopo 70 anni, di coraggiosamente dare delle valutazioni di storia più mature. Certo, forse cosa dice Boato? Che comunque quelli dei nostri genitori che hanno avuto la forza di tenere botta per anni, cioè poi trovi sempre chi collabora, perché chi collabora salta fuori. È successo in Norvegia, è successo in Francia, è successo con quelli nei paesi nordici, però ognuno decide nella vita se accetta di collaborare col nazismo, perché poi non è solo una collaborazione subita da un'invasione, questo prima o poi qualcuno, e qui c'è stato un Parlamento che a maggioranza ha votato, ed è già secondo me grave comunque, ma il problema non è solo quello, c'è poi 4 anni in cui c'è una collaborazione che va nella costruzione di materiale bellico, nell'orientare tutta la struttura in Francia per collaborare alla guerra nazista, perché quello era il problema. Per cui tu hai una classe imprenditoriale, prima ancora che politica, che collabora attivamente. Questa cosa va vista in tutta l'Europa, quali sono gli strati economici, oltre che sociali e politici, che hanno collaborato, e sono arrivati al punto, anche in Francia, di organizzare la dipartita degli ebrei. Non è una roba così, non è che c'era qualcuno che di fatto aveva avuto erano persone con cui avevano vissuto fino a quel giorno e hanno cominciato a organizzare l'andata degli ebrei compressi, famiglie, e andare ai campi di concentramento. Allora queste cose secondo me non sono comunque giustificabili, perché un cedimento minimale qualcuno può anche tollerarlo, ma dopo una cosa è il cedimento o la collaborazione subita, un'altra cosa è il metterci del tuo. E anche nel governo di Vichy c'era gente nazista, non c'era solo collaborazionismo di destra, c'era molto di più, c'era chi era omogeneo prima ancora dell'entrata delle forze tedesche a Parigi, che già prima erano in sintonia con Hitler. Allora, una cosa è subire e al limite puoi dire che uno non se la sente di fare l'eroe, però vi ricordo che il re in Norvegia ha avuto il coraggio di tener botta finché è stato possibile, e poi ha dovuto anche lui scappare, ma scappare dopo aver tentato per mesi e mesi di resistere, dopodiché sono stati soverchiati, e posso capire che a un certo punto uno si deve arrendere o deve comunque sparire. De Gaulle è andato in Inghilterra, ovviamente, quindi insomma io non sono d'accordo, perché io so cosa ha subito, io ho i miei genitori e quindi avevo la storia che per anni e anni in silenzio hanno dovuto subire, ma non sto parlando di problemi familiari, sto parlando se tu subisci, e posso capirlo, o collabori attivamente, che è un'altra cosa.
e vale per l'industria bellica, ma vale per la deportazione delle famiglie degli ebrei. Ci sono cose che sono assolutamente ingiustificabili, per cui ognuno risponde della dignità delle decisioni che ha preso nella vita, insomma, no, io non sono... posso capire la Francia, il subire, altra cosa è collaborare attivamente e poi collaborare in cose gravissime, perché poi ci sono tanti livelli di collaborazione. Sto parlando di cose gravissime, sto parlando di orientare tutta la struttura economica possibile della Francia a collaborare in termini attivi alla guerra con Hitler, che è un'altra cosa dal subire un'occupazione. Certo. E mandare soldati sul fronte a fianco ai soldati tedeschi. Qui ci sono cose che secondo me non sono minimamente ma la Francia a questo punto, raccontata così, mi scusi, non continuare 50 anni dopo a litigare, va bene. Però raccontata così, la Francia alla fine ha vinto la guerra o l'ha persa? Allora, io direi sarebbe stata una valutazione diversa se avesse vinto la Germania, e quindi quel governo si è schierato in maniera tale da saltare sul carro del vincitore. Ma non sto dicendo quella l'ipotesi. Sarebbe stata una cosa così com'è l'ha persa, perché Vichy la Francia si è schiata ufficialmente con chi la guerra l'ha persa, e per fortuna l'ha persa, perché sennò la storia d'Europa sarebbe diversa e tutti quanti, credo, le persone di buon senso sanno che si è scappato un pericolo reale gravissimo in quel momento storico, ma l'ha persa. E oltre a averla persa è giusto quel che dicevo precedentemente, cioè che devono analizzare con forte spirito critico quella scelta, perché quella scelta non è stata una scelta isolata imposta da pochi dittatori, è stata una scelta condivisa dai più, perché ha avuto i voti, ha avuto la cosa, è stata quasi, io uso un quasi democraticamente scelta, non è stata imposta. Dico, con la preoccupazione di avere l'esercito tedesco, che non era un problema da poco, col fiato sul collo, e quindi è anche stata una scelta un po' vile, nel senso che un coraggio diverso avrebbe portato a schierarsi contro invece che non a favore. 1940, all'incirca 70 anni più tardi, i tedeschi invadono nuovamente la Francia, perché ricordiamo che nel 1870, proprio nella Sala degli Specchi, si costruisce l'impero prussiano, ed è una sorta di, diciamo, sfregio nei confronti dei francesi. 70 anni dopo i tedeschi nuovamente invadono la Germania, ma lì volevano solo l'Alsazia e la Lorena, forse l'avrebbero lasciata qua, invece Hitler voleva tutta la Francia, tutta l'Europa. Sì, quantomeno voleva un governo che fosse diciamo, allineato con la sua politica, ma il problema è che nell'immaginario collettivo la Francia vince assieme agli alleati la guerra, ed è questo che diciamo, è stata cancellata dalla storia della Francia tutto quello che in parte avete detto voi, ma molto di più poi, perché non sono soltanto le persecuzioni quelle che determinano un certo atteggiamento politico a favore degli invasori, ma poi tutta invece l'attività positiva nei confronti della Germania, e quindi una collaborazione che non è soltanto un collaborazionismo, è un'alleanza vera e propria, e di questo è stato imputato poi Pétain e è stato condannato per quello che abbiamo detto. Ma diciamo che questo De Gaulle, che sembrerebbe il rappresentante francese, in realtà è un fuoriuscito, uno che ha coscienza della propria terra, della propria patria, e che cerca di rimettere, ma è anche strumento degli alleati inglesi e francesi, perché hanno bisogno che ci sia un'immagine della Francia per creare una sorta di resistenza che non sempre
è sentita, ma non sempre è così attiva come per esempio è successo in Italia. In Italia la resistenza italiana nasceva da una resistenza contro un regime, diciamo, già consolidato. La Francia è un colpo di Stato dove Pétain sicuramente viene eletto in Parlamento, ma che poi difficilmente possiamo dire che è stato il rappresentante dei francesi, ma i francesi si sono adeguati notevolmente. Allora, la Francia viene divisa in due parti, la zona atlantica per i tedeschi perché hanno bisogno di difendere le coste, la zona diciamo mediterranea e dei Pirenei viene invece lasciata al governo di Pétain che in quel momento diciamo poco poteva influire sulla politica del regime nazista e succedono tutte quelle che succedono, quindi direi che tant'è vero che la Francia non conta niente nella pace perché per esempio a Yalta la Francia non esiste, De Gaulle non viene portato a Yalta, ci sarà Churchill, ci sarà Roosevelt e ovviamente ci sarà Stalin perché Stalin in quel momento, nonostante la figura drammatica di questo personaggio che certamente aveva tutte le sue bravi pregressi tragici, è la persona importante perché è quello che determina la vittoria o la sconfitta della seconda guerra mondiale. Allora l'accordo... È il primo che entra a Berlino. Come? È il primo che riesce ad arrivare a Berlino con le prime truppe. Sì, questo appartiene a un gioco delle parti, perché all'interno del secondo conflitto mondiale c'è una guerra tra diciamo, alleati, quindi Unione Sovietica, Inghilterra e America, ma contro il nazismo, ma c'è anche una guerra soppita, diciamo nascosta, tra quelli che sono gli alleati, quindi inglesi e americani in particolare, contro l'Unione Sovietica. Chi si porterà il peso della guerra? Ed era questa la strategia di Eisenhower. Fare in maniera tale che tutto il conflitto pesasse sulla schiena dell'Unione Sovietica perché certamente finito il conflitto non sarebbe certamente stato un facile passaggio ad avere un alleato così scomodo come era l'Unione Sovietica, il comunismo dell'epoca e quindi dicevano peggio uscirà dalla guerra, meglio sarà per noi. Ma nella riunione di Yalta Churchill non era stato nemmeno invitato perché anche l'Inghilterra non aveva una grande posizione all'interno del conflitto, ma naturalmente si infilò da buon diplomatico e lasciarono a casa De Gaulle perché non contava nulla e addirittura quando gli americani bombardavano la Francia, perché sono dei terribili bombardamenti da parte degli alleati, De Gaulle non veniva nemmeno informato perché poteva in qualche maniera prendere contatto, avvisare, questo avrebbe creato problemi invece per il conflitto. E alla fine della guerra, cioè nel 1944, quando entra a Parigi, De Gaulle entra per primo, anticipa l'entrata a Parigi degli alleati di un giorno per far vedere, per simulare che lui libera la Francia, ma la Francia non è sconfitta. Se fossero entrati a Parigi gli alleati, cioè Inghilterra e America, era una dichiarazione di sconfitta della Francia e quindi non apparteneva più agli stati vincitori e invece entrando De Gaulle e liberando la Francia dal grande dittatore fonda una nuova storia che non è la storia vera, che è quella appunto che abbiamo parlato prima, dove i francesi si sono comportati in maniera poco, diciamo, decorosa nei confronti dei propri alleati, pur essendo stati loro poi a dichiarare la seconda guerra mondiale, dobbiamo ricordarlo. Ecco. Un altro particolare è quanto è servita quella famigerata linea Maginot che doveva fermare qualsiasi conflitto
e hanno fatto una bella barriera, perché sicuramente era meritevole come barriera, lasciando un punto fondamentale scoperto, che erano i Paesi Bassi, attraverso i quali già nella prima guerra mondiale era già successo l'invasione, accerchiando, diciamo, il fronte francese e entrando dalla parte del Belgio e degli altri paesi. Ecco, quindi diciamo che i francesi hanno fatto poca esperienza. Quello che era importante invece è che Pétain era l'eroe della prima guerra mondiale, perché è quello che riuscì a fermare le famose battaglie di Metz, Toul e Verdun, che comportarono in poco più di una settimana circa 600.000 morti. Riuscì a fermare l'avanzata dei tedeschi e naturalmente aveva un grande carisma per i francesi. Speriamo che non si ripeta. Speriamo. Delle carneficine sicuramente incredibili che difficilmente si riesce anche a solo immaginare. Bene, ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra ricorrenza storica, e adesso un breve break pubblicitario. Torniamo subito perché andremo appunto ad affrontare la questione di Venezia, delle grandi navi, di quello che è avvenuto negli ultimi giorni, e cercheremo anche magari di capire o ipotizzare quali potrebbero essere gli sviluppi, dove mettere queste grandi navi. A tra poco.